Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge sblocca cantieri, che contiene anche la norma sul commissariamento della Sicilia per avviare lavori urgenti nelle strade secondarie ormai al collasso. La norma recita: previsto lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi. Il commissariamento della Regione era stato annunciato lo scorso novembre dal ministro Toninelli, di concerto con il governatore Nello Musumeci, Palazzo d'Orleans, Anne Cassetti, quasi 200 milioni di euro che però province e comuni non riescono a spendere per problemi burocratici, dalla mancanza di progetti esecutivi alla difficoltà nel bandire le gare di appalto. Dopo l'annuncio però è iniziato un lungo braccio di ferro sulle modalità di scelta e di nomina del commissario. Musumeci chiedeva un iter simile alla prassi seguita in materia di rifiuti e dissesto, con il governo nazionale che nomina commissario il presidente della regione, che a sua volta delega un soggetto attuatore. I 5 Stelle però si sono detti contrari a questo iter e hanno spinto per una nomina esterna alla regione. Da qui uno stallo durato mesi. Nel frattempo il governo nazionale Conte ha approvato il decreto legge con la norma per il commissariamento della Sicilia. Il nome sul tavolo del ministro Toninelli per il ruolo di commissario è quello del provveditore delle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella. Un tecnico che rispetto ad altri nomi più legati al Movimento 5 Stelle non dispiace a Palazzo d'Orleans.